Andare in cerca delle varianti del virus, l'input del Ministero della Salute subito recepito dalle microbiologie del Veneto sta dando risultati lampanti. Ieri siamo partiti con un test che si chiama pre-screening in biologia molecolare sempre, per andare a identificare le 3 varianti, quindi la sudafricana, la brasiliana e l'inglese. Intanto l'inglese l'abbiamo, circola e diciamo che dai primi dati abbiamo una circolazione, per quel che riguarda noi, ma diciamo sono dati preliminari, una circolazione intorno al 20% e quindi elevata. Nessuna traccia per il momento nella marca della temuta variante brasiliana oppure della sudafricana, è l'inglese a imperversare. Abbiamo identificato una trentina di soggetti che hanno la variante inglese con questo test di pre-screening che adesso verrà mandato domani all'Istituto Zooprofilattico, ma che verrà confermato. La notizia buona da un punto di vista diagnostico è che tutti questi pazienti sono passati per il Covid Center e dove è stato utilizzato il test di prima generazione, la famosa saponetta, e quindi questo dimostra che la saponetta becca la variante, intanto la variante inglese e anche probabilmente le altre. Anche le condizioni dei pazienti colpiti sono al momento sotto controllo. Di questi soggetti qui diciamo che pochissimi sono ricoverati. Tra questi c'è un paziente che ha un'età elevata e che comunque non è in situazioni preoccupanti. Fin qui il riscontro oggettivo sui casi attuali, ma Rigoli non si spinge a fare previsioni. Io direi che non conviene sbilanciarsi, perché ogni volta che qualcuno si è sbilanciato nei confronti di questo virus è rimasto fregato, questa è la parola giusta. Quindi io credo che l'atteggiamento sia quello sempre di lavorare tutti in sinergia insieme per cercare di capire che cosa succederà nei prossimi giorni. Sull'efficacia dei vaccini rispetto alla variante brasiliana, infine, Rigoli si limita a spiegare che sono in corso diversi studi. Alcuni dati sono incoraggianti, però aspettiamo come sempre, devono venire fuori i dati, dobbiamo validare, dobbiamo leggere bene i lavori pubblicati e farci un'idea quando si consolidano il numero di pazienti studiati.